Abbiamo visto gli effetti di 500 e passa millimetri di acqua in poche ore su un territorio già fragile. È una quantità di pioggia assolutamente eccezionale, bisogna dirlo. Bisogna essere onesti perché sono piogge veramente intense in breve periodo. In 10 giorni si tratta di 1000 millimetri di acqua, che sono dei record. È un territorio che ha già visto nel 95 queste alluvioni, purtroppo con dei morti, e questa volta c'è stata una fortuna, c'è stata l'allerta rossa che ci ha aiutato. La signora ci ha riconosciuto poco fa che è rimasta a casa, non è andata a accompagnare i figli a scuola proprio perché c'è l'allerta rossa, e sicuramente ha aiutato moltissimo quindi la preparazione della popolazione, il preavviso della popolazione. Fatto sta che il territorio è veramente danneggiato e questa pioggia ha messo in evidenza anzi delle cicatrici che sono state inferte negli anni passati. I danni sono comunque oggi notevoli, però per fortuna nessuna vittima, e questo probabilmente è dovuto anche a questo sistema delle allerte che ha funzionato, e alla popolazione più sensibilizzata, al sistema diciamo dei sindaci, delle forze dell'ordine, della protezione civile, che in qualche modo ormai è sensibile al problema e tutti adottano comportamenti corretti. Il prossimo step è quello dell'individuazione dei punti a rischio, dei punti in cui vi sono condizioni di rischio in caso di ulteriori piogge, ripristino della viabilità, moltissime strade dissestate, ripristino dei servizi essenziali messi in sicurezza del territorio, e censimento dei danni, perché ci sono stati moltissimi danni ai privati cantinati allegati, a reti, suppellette andate perse, e soprattutto tantissime autovetture danneggiate. Il Presidente della Regione, con cui siamo in costante contatto, aspetta questa ricognizione dei danni in termini anche numerici, in termini economici, per poter proporre la richiesta di stato di emergenza nazionale a Roma, e quindi attivare i meccanismi di protezione civile che comprendono i rimborsi economici, comprendono le somme per gli interventi di prima sistemazione, le messe in sicurezza.